Ministero Bentiatas, a Gnovis. Alle di passe 100.000 euro l'investimento che la Bracospin gli da ora farator di Swin per rilanciare il settore chimico in Friul, Vignese e Giulia. Il progetto è stato panduto dai vertici della società al presidente della regione Massimiliano Fedriga e all'assessore regionale a attività produttive Sergio Emidio Bini. Il nuovo reparto produttivo che un domani potrà essere implementato anche in modo più al smire a soddisfare le domande mondiali in crescita dai mesi di contrasto per analisi ai RAIS X. Il sito di Swin sarà sempre strategico per essere realtà la sclarit Fulvio Renoldi, vicepresidente e amministratore delegato di Braco Imaging, e sono più di 20 anni investiti con convinzione e con grande interesse. Bien Planco, sen da ora tornata ai dignitata che stera industriale la commentata investito l'assessor Bini, o sen da ora lavorare per zore di un accordo di programma per sbonifici che si sente in acquisti una crescita di capacità di attratto con diversi investitori nazionali e internazionali. E ai Bracco, dal Tor di Swin, agli anche il presidente regionale Fedriga, e fin dall'inquintro la fevelate del Segnovis Misuris dal Guvier per tornare verso spazi di culture e che sportivi. O è plase che il Guvier, al Fedi fatto, buinis lis domandis des regions, la dit Federica, che è presidente delle conferenze state regions, la certificazione verde e di essi ogni impresa zovevul per viarsi, no, per creatris limitazioni alle ius che si dopri prudence. E la cronaca è in condizioni grivi su un omp di 67 anni di Tavagnà che webinare appena passati gli sundis alle stati passò di una macchina bielca al pedalare sulla sua bicicletta d'Artigna di lungo le strade provinciali 20 all'estate menata dall'ospedale di Udine in ambulanza sul puesto sono intervenuti anche i carabinieri di Buie e che hai di Tumiec per viabilitate per accertamenti sull'incidente. E tire fur 600 euro, sconto un posta ma trovato, fermate un zovi nell'area dai carabinieri di Tumiec, protagonista di vicenda un'italiana di 23 anni che è sta Udine e che ha ciru di tira furbes con una tessere robate e une viele di 80 anni di Luvincis di Davar, approfittando dell'assenza dei badante di un porton lasciat vierti, l'aris ieri in las dentro la chiesa di anziane, aveva rubato il postamat e bec liquids. Un'ora dopo le fantate di 23 anni aveva tirato fuori 600 euro a Feagne e è stata denunziata per ricettazione e uso fraudolento di strumenti di crediti digitali. Il bolletin sono 60 voti in new caso di Covid saltas fuori in queste ultime 24 ore su un totale di poco più di 9.000 tamponi stramolecolari svels. Non si registra in morsi, intanto che si sono sbassati 7 persone ricoverate in terapia intensiva 37 e sono invece che ricoverati in chiatris repars. E Trieste si prepara a 2 dis di corteos e manifestazione contro la certificazione verde. L'unis sono in programma 2 diversi protesti, una età e dis, una in partenza di Placio Goldone, la seconda di bande degli operatori spirituali che hanno di bloccare la stazione attaccata dai 15 di ottobre. Domani invece i movimenti no Green Pass la RAN io in Placio in un borgo miece con che di rovina la fiesta de Barcolane. E il Partito Democratico l'ha presentato un'esposta e corda e cons sulla vicenda di Amato De Monte, nominata e guide de Sores. Non viene avute nessuna risposta in Consiglio regionale, neanche in commissione ha sclarito la consigliere regionale Maria Grazia Santoro e questa è la ultima splace per offrire una verità ai cittadini. In tal maestà il Miedi Furlan ieri è stata nominata Chiaf de Sores dal direttore generale di Agende regionale Coordinamento Salute Giuseppe Tonutti con un decreto che sopprimiva il concorso per il posto di direttore. Il plui dall'esposta in corda e cons sulla vicenda gli è stato avviato anche un fascicolo de bande de procure di Udine. E fin dai 25 da lui dal 2023 le persone che hanno avuto trattamento ospedalieri per via del Covid e vigneranno garantite le prenotazioni specialistiche ambulatoriali. Lo ha già deciduto la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. Da le norme nazionali è un provvedimento dovuto in tal confronto di persone che hanno vissuto la fase difficile di essere ricoverate per colpa del coronavirus e che hanno bisogno di fare visite specialistiche per monitorare gli effetti del Covid, dalla sclarita il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi.
C'è nessuna spese di bande loro. La Zonte ha deciso anche che di 6.232 domande presentate da famiglie per spese fatte dai centri estivi e per i servizi di babysitting e vigneranno sostenuti in importi massimis. Le domande si sono state più di che dai 12 mesi precedenti, l'ha sclarito l'assessore regionale con delega alla famiglia Alessia Rosolen, e le spese che vengono coperte, le domande di contributi, è per su di 2 milioni di euro. E è di passe 28.000 euro il valore dall'intervento che il Comune di Udine ha messo in vore per il percorso ciclopedonale di Via Marcuzzi in tal quartiere Aurore, non si fevele di questo il sindaco di Capital Pietro Fontanini. Osin tal quartiere est della città di Udine, nella zona di via Riccardo Di Giusto. Si minuse avvio, diciamo che sono finissi i lavori dagli asfalti, come infatti in queste tocche de citate. Mi par bene, sono asfalti news per dare poi bielecce a questi territori e tra l'altro per permettere ai frusti di queste zone di poter pattinare con pattini a ruedis e corring di lungo questi tocche de citate, in sicurezza perché chi non passano le macchine e sono zone dedicate a biciclette e a chi che vanno a piedi o chi che vanno con pattini a ruedis, come si dice. Quindi ho creato un bel lavoro e un'attenzione nei confronti anche dei che vivono in periferia, perché non facciamo dome lavoro nel centro storico, ma lavoriamo anche sul territorio e nelle frazioni e periferie della città di Udine. E in Consiglio regionale a Trieste è stata creata una mostra sul mosaico di Spilimberg. La mostra, che si dà ogni disegni di fotografie in bianco e neri, è stata presentata dal Presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin e dal Sindaco Enrico Sarcinelli Sintin. In Consiglio vi aggiunto il Consiglio regionale al pubblico con le mostre sul mosaico di Spilimberg. È un'arte importantissima che fa grande nel Friuli a Torpalmont e che è un lean fuori con la Patriarchia di Aquilea, dove sono tanti mosaici importanti, e anche con un modo di fare e di proporre una capacità artistica fondamentale di una banda dal Friuli, che è un Friuli che si è fatto ben volere in tutto il mondo. C'è voglia di Spilimberg, per il craft di cui lui è il presidente, il fatto di viaggi e le mostre qui dal Consiglio regionale a Trieste? Beh, è un grande onore evidentemente per do eccellenze da questi territori, il centro di ricerca e archiviazione della fotografia e la scuola dei mosaici, le ha da entia a tutto il mondo in questi migranti che insomma sono su a Torpalmont entia col mosaico. E domenica, 10 di ottobre, torna l'appuntamento con la marcia Perugia Assisi per pace e per fraternità. Il tema di questa edizione è I Care, ibe a curo quintri la indifferenza. Non sclarisce il significato di manifestazione Don Pierluigi di Piazza dal centro Bagliucci di Zuian Sentenlu. Domenica 10 di ottobre si svolge la 60ª marcia da pace e da fratellanza fra i popoli, fra Perugia e Assisi. È la 60ª edizione, la prima l'ha cominciata Aldo Capitini. Marcia che hanno veduto la partecipazione di 100.000 più persone, che stanno chiaramente, la situazione è differente, però è importante condividere il spirito che l'anima questa iniziativa e che stanno a chiappa spunto da che è scritta, che era la scuola di Barbiana, Don Milani e i suoi frutti, I care, i chiappi a cour, non mi volti di catabanda, non disarai mai, non mi interessa, che si rangi, no, chiappa a cour, e chiappa a cour significa chiappa sicura, curà, che noi non dà una medicina pure importante, e chiappa a cour la storia di una persona, ma anche di una comunità, di un popolo, e dentro sono tutti i temi, che dagli armamenti, ma anche dal lavoro, da dignità del lavoro, da ingiustizie sociali, da persone che sono messe da banda, scartate, che invece hanno di essere accolte, migranti, ma non come loro, e che è la grande questione dell'ambiente, un motivo di riflessione, anche io non potrei là fisicamente che stanno a Perugia, ma certamente
che si dice, cercherai di comunicare a riguardo e dopo domenica, dato che sono anche a predi, da messa, che celebrin certamente sarà un tema centrale, che è da laicher da Marcia Perugia Assisi. E allora anche per usgnata alle 12 torneremo a Biodis lunedì sera, grazie di non aver ascoltato, Mandi.